Abbiamo già avuto 3 vittorie, mentre l'anno scorso ne abbiamo avuto una in tutto il concorso. Proprio con Scacca Barozzi, se non ricordo bene. Con lo stesso cavallo anche, Telhem. E io vorrei dire questo, il nostro sport è uno sport molto difficile, è l'unico sport che ha 2 atleti invece di uno solo, e quindi bisogna creare le situazioni psicofisiche dei 2 contemporaneamente e inoltre creare quello che noi chiamiamo il binomio, cioè l'affiatamento fra cavallo e cavaliere. Ecco perché il nostro sport esige tempi più lunghi di altri sport. Riguardo alle discipline individuali, perché poi ci sono gli sport di squadra che naturalmente rientrano in un'altra ottica. Certamente, è quello, io parlo di sport individuali, hai perfettamente ragione. Non voglio dire però che è di squadra e non di squadra, è l'unico sport che ha 2 atleti. Intanto abbiamo in campo una nostra vecchia conoscenza, no? Nelson Pessoa, brasiliano, esponente della vecchia guardia, anche lui sta accelerando, quindi tiene d'occhio il cronometro e non si è comportato ottimamente fino a questo momento. Vive in Europa. Nelson Pessoa ha partecipato a 4 Olimpiadi, ha vinto il campionato d'Europa nel 66, secondo nella finale della World Cup 84 a Göteborg. Quello che io chiamo l'ultimo dei mondi, l'ultimo dei grandi talenti naturali, un fenomeno a mio avviso. Ovviamente passano anche per lui, però rimane sempre un grandissimo campione. Ma per tornare ai nostri discorsi, Claudio, io vorrei dire questo: non bisogna gridare vittoria oggi perché abbiamo fatto 3 primi premi in 2 giornate, mentre l'anno scorso non li abbiamo fatti. Così come l'anno scorso non bisognava dire crucifige, altrettanto non bisogna dire il contrario oggi. Io credo soltanto a una cosa: nel lavoro serio, sereno, senza polemiche, che ci permetterà negli anni piano piano di costruire una squadra competitiva a livello di medaglia. Ci vorrà ancora qualche anno, non siamo ancora pronti. Intanto in campo per l'Italia Diego De Riu su Petit Pas de Pommier, nato nel 1955, vive a Milano, il padre è sardo, primo cavaliere italiano a essere ammesso alla finale della Coppa del Mondo nell'84 a Berlino. Lo ricordiamo nell'85 qui a Piazza di Siena, splendido protagonista della categoria di potenza. Diego De Riu, Petit Pas de Pommier. Purtroppo c'è già un primo errore. E questo verticale su muro sta costando caro agli azzurri. È un ostacolo complicato questo tecnicamente, è facile fare degli errori, soprattutto quando si cerca la velocità. Un dritto insidioso dunque, numero 7. Sono 8 le penalità per il cavaliere italiano, che conclude con 8 penalità, 64 e 60. Presidente, sappiamo già chi saranno i 4 alfieri per la nostra gara di Coppa delle Nazioni. Domani io credo che cavalieri che siano sicuri di entrare in squadra siano Giorgio Nuti, e sotto questo profilo mi permetterei di aggiungere un qualche cosa. Giorgio Nuti monta i cavalli di un privato. Questo privato è un uomo che dà molto all'equitazione italiana senza chiedere niente. Allora diciamo che siamo molto riconoscenti, e monterà un suo cavallo, vedremo quale, lo deciderà stasera il capo equipe, non sta a me deciderlo. Poi ci sarà probabilmente Gianni Coboni col cavallo Fearless, Maurizio, che si chiama Maurizio, Giovanni Molin, credo, si chiama Maurizio, che monta Orduna. Credo che il quarto possa essere Bartalucci. Diciamo che il ballottaggio è fra Bartalucci e Puricelli, e così, sentendo un po' a radio campo le voci, mi hanno parlato molto bene di Orduna, e probabilmente si tratta di uno dei saltatori più affidabili che ci siano attualmente nel nostro parco cavalli.
Credo di sì. Io, a proposito di Parco Cavalli, vorrei sottolineare una cosa che io ritengo molto importante. I cavalli a livello olimpico e quindi a livello di Coppa delle Nazioni non sono molti in tutto il mondo. L'Italia ha avuto la sfortuna di perdere l'anno passato 3 cavalli olimpici, uno irrecuperabile e si tratta di Joyeux d'Or. Gli altri 2 sono Ampedumi della federazione e Rosa di un privato, sui quali ci sono punti interrogativi. Non sappiamo se potremo recuperarli o no. Ecco, a questi aggiungiamo anche Jasil. Jasil è morto purtroppo. Certo. Certamente hai ragione, Claudio. Voglio dire che al di là oltre gli americani, io non so quante nazioni possono permettersi di perdere 3 o 4 cavalli olimpici senza risentirne in modo assolutamente negativo. Non facciamo del vittimismo, guardiamo avanti, per ora il futuro... Non c'è il minimo dubbio. Allora, dunque, in campo intanto un altro cavaliere italiano, si tratta di Francesco Bussu, il sella a Royal Sun. Si tratta del binomio che ha vinto il premio Azalee, la categoria d'apertura di questo concorso ippico di Piazza di Siena. Altrettanto fortunato oggi, per quanto Francesco Busso abbia montato bene oggi come ha montato bene ieri. Tu sai che le gare sono sempre molto problematiche. Io ritengo che il fatto che oggi non abbia ottenuto il risultato di ieri non cambi nulla nella valutazione del cavaliere, che è uno degli ottimi cavalieri che abbiamo in Italia. No, anche perché quel pizzico di sfortuna che c'è stato in questo percorso ce lo siamo preso in altre occasioni, infatti addirittura per pochi centesimi di secondo i 2 cavalieri italiani sono riusciti ad aggiudicarsi una categoria, quindi... Le gare sono queste, Claudio. Certo. Per l'Italia, Natale Chiaudani su Litige. Allora, vorrei sottolineare, se mi permetti, le prestazioni di Natale Chiaudani, che è la prima volta che monta a Piazza di Siena, e ieri, prima giornata, montando 2 cavalli, uno in una gara e uno in un'altra, con tutti e 2 ha fatto percorso netto, piazzandosi nella prima gara e comportandosi molto bene nella seconda. Credo che questa sia una dimostrazione anche, cosa fondamentale, di nervi saldi. Nervi saldi che però non hanno consentito a Natale Chiaudani di superare positivamente l'ostacolo numero 1, un passaggio di sentiero. Vorrei intanto ringraziare Cinzia Mondini, che sta accanto a me ed è preziosa collaboratrice, mi aiuta a fornirvi tutti i dati sui cavalieri che vediamo all'opera. Da parte mia saccheggio anche la rivista Sport Equestri, che è alla 3ª edizione, e la collega Caterina Vagnozzi è veramente preziosissima per chi voglia addentrarsi nel mondo dell'equitazione. Direi proprio di sì. Allora, seguiamo ancora il percorso di Natale Chiaudani, 24 penalità, ecco qui siamo andati molto male, c'è l'ultimo errore. Molto male. D'altro canto, Claudio, non si può vincere sempre. Passiamo dal fatto che non avevamo mai vinto al fatto che se perdiamo una gara ci va male, e io credo che questo sia un sintomo abbastanza notevole del grosso progresso che si è fatto l'anno passato a quest'anno. No, ma poi non è detto, ci sono altri cavalieri azzurri che devono ancora scendere in campo, quindi non è detta l'ultima parola. Prendiamo atto di questo 28 rotondo quanto beffardo di Natale Chiaudani, ed ora Heinrich Schnöck su Anatol. Abbiamo di fronte un cavaliere importante, a 40 anni vive a Münster, una quarantina di volte in squadra ufficiale per il suo paese, oro a squadre agli europei del 75, campione tedesco nel 1977. Il cavallo tedesco Westfalia di 10 anni. Anatol, un cavallo rodato, 10 anni, di origine tedesca.
tempo da battere 63-22 di Thomas Fuchs. Non ce la fa, anche in caso di percorso netto non può insidiare la leadership del cavaliere svizzero. Si colloca al terzo posto della classifica senza errori. Heinrich Schnöck nel tempo di 73,17. Ecco Presidente, io preferirei parlare quando non ci sono i percorsi, perché è giusto far godere agli spettatori a casa questi percorsi in tranquillità, senza aggiungere magari cose piuttosto banali. Usando una frase spessissimo utilizzata, le immagini parlano da sole, però effettivamente certe volte si corre il rischio di appesantire un tracciato con cose che sono poi aria fritta. Però volevo fare un cenno a un ritrovato morale da parte della squadra. Questo me lo può confermare, Presidente? Secondo me sì. Io credo che il lavoro che il responsabile del settore salto ostacoli, cioè del concorso ippico, che è l'Alla Novo, la quale a suo tempo come Amazon ha fatto 29 Coppe delle Nazioni, e quindi si sente forse ancora agonista oltre che dirigente, sia stato un ottimo lavoro anche dal punto di vista psicologico. Ecco, intanto è inquadrato il settore della giuria, tutti personaggi meticolosi a cui è affidato un compito ingrato, perché devono badare a un'infinità di cose e lo stanno facendo nel migliore dei modi. In campo per il Brasile André Johan Peter su Heartbreaker Joter. Accanto a noi un cavaliere azzurro, Diego De Riu, che ricordiamo nel 1985 protagonista assoluto di una prova di potenza qui al Xio Romano. L'abbiamo appena visto in campo in Sella Pipa de Pommier. 8 penalità. Come è andata, Diego? Non ha saltato male il cavallo, non era molto brillante, semplicemente ha fatto un errore di posteriore all'oxer numero 3. Lo sentivo abbastanza bene, solo forse un pochino dei 2 giri di ieri e dei primi caldi, credo, perché il cavallo è un pochino indietro come condizione quest'anno, perché ho solo cominciato 2 settimane fa a ripresentarlo in concorso dopo 4 mesi di assenza. Allora credo che gli manchi un po' di lavoro. Intanto 4 penalità per André Johan Peter su Heartbreaker Joter Brasile. Adesso Claudio, vorrei sottolineare qualche cosa su quello che ha detto Diego adesso. Io penso che tu, da acuto osservatore quale sei, avrai senz'altro notato qual è il livello medio oggi dei cavalli che fanno gare internazionali. C'è un abisso qualitativo in senso positivo rispetto a 6-7 anni fa. Oggi cavalli e cavalieri hanno fatto grandi progressi in avanti. È molto più difficile quindi riuscire a vincere. E un percorso come quello che ha fatto Diego De Riu prima con Petit Pas de Pommier probabilmente 6-7 anni fa gli avrebbe dato un piazzamento, ora lo esclude, e questo va tenuto presente quando si danno giudizi di ordine generale. Diego, vorrei sapere da te, queste 3 vittorie, magari non eclatanti in categorie grosse, però comunque sintomatiche di uno stato di salute, ve le aspettavate e come sono state accolte nel vostro clan? Beh, diciamo che siamo venuti qui con buone speranze di ben figurare, perché c'erano un po' di cavalli che già nei concorsi precedenti avevano dimostrato una buona preparazione, e poi credo che il morale sia molto buono fra di noi. Ho visto parecchi miei colleghi molto caricati e con voglia di vincere, e le vittorie sono venute fuori. Qual è il saltatore che ti ha particolarmente impressionato in questi primi 2 giorni di gara? Solo cavallo parla? Sì.
Ma è difficile fare solamente un nome, perché Se vincessi alla lotteria e potessi permetterti un acquisto importante, su chi orienteresti la tua scelta? difficile una domanda del genere. Mi piace molto la cavalla che è in campo adesso, Dorin, questa che sta montando Jan Tops. Ecco, allora seguiamo il suo percorso, ce lo commenterai tu. Perché ti piace, quali sono le difficoltà di questa cavalla e le sue potenzialità? È una cavalla di cui si è molto ben parlato quest'inverno e che Jan Tops monta da poco tempo, ma già al primo concorso è arrivato terzo in una qualificativa della Coppa del Mondo a 's-Hertogenbosch. Io la prima volta che la vedo saltare all'aperto ho sentito solamente parlare molto bene dai miei colleghi e il primo giorno qui mi ha impressionato. Ho fatto un errore, la cavalla ma era solamente un pochino di tempo superato, ha avuto mezza penalità di tempo. Ecco, se mi è consentito, rispetta ancora molto gli ostacoli. Ho visto che è passata sul secondo elemento della gabbia rustica molto abbondantemente, no? È una cavalla che ha solo 8 anni, che è veramente rispettosa e già a 6-7 anni si era fatta conoscere e notare in Germania per le sue performance. È sempre stata una top dall'inizio della sua carriera. Infatti è netta, Aveva visto giusto Diego De Riu, percorso netto per Jan Tops e Dorin. Vediamo il tempo, 69:31. Si inserisce al terzo posto della graduatoria provvisoria. Ancora un'immagine rallentata, la parola a Lino Sordelli. No, se mi permetti, Claudio, vorrei su quello che ha detto giustamente Diego De Riu poc'anzi intervenire dicendo che cavalli di questa fatta, sia che abbiano pochi anni a livello agonistico come a questa cavalla. Ecco, specifichiamo che 8 anni per un cavallo di salto ostacoli non sono tanti. No, è il primo anno in cui un cavallo in genere affronta delle grandi difficoltà internazionali, perché gli anni precedenti sono di preparazione per le grosse prove internazionali. Sì, a parte qualche enfant prodige. Esistono sempre delle eccezioni, però si parla di media. Oramai questi cavalli hanno raggiunto prezzi tali che per la nostra federazione e per i privati sono completamente irraggiungibili. Si parla di cifre che già girano attorno al 1 miliardo di lire e lo superano. Questo è un altro handicap che abbiamo purtroppo in Italia e che favorisce le nazioni o più ricche, vedi Stati Uniti, oppure dove la tradizione equestre è così importante e in Italia sta cominciando ora a divenirlo, per cui esistono dei privati che fanno lo sponsor di cavalieri comprando loro cavalli di alto prezzo per poterli dare ai cavalieri più importanti. Faccio solo un esempio, se mi permetti. L'anno passato un signore svizzero, di cui non faccio il nome perché mi pare superfluo, che ha comprato un cavallo austriaco per un suo cavaliere e l'ha pagato qualche cosa come 1.300.000.000. Del resto è storia recente l'acquisto di Apache che abbiamo visto l'anno scorso con Vicky Roycroft e che è stato acquistato per una cifra che non si sa precisamente quale sia, ma certamente che si aggira intorno al 1 miliardo di lire. Intanto in campo per la Francia un cavaliere che personalmente stimo moltissimo, si tratta di Hervé Godignon su Moët Chandon La Belletière, un altro percorso da seguire con attenzione. Hervé Godignon torna dopo 6 anni a Piazza di Siena, è nato nel 1952, campione di Francia nel 78, ha vinto la Coppa delle Nazioni a Roma nell'80, nell'81 e nell'82, ci riproverà anche domani. Ha vinto in Coppa del Mondo a Bordeaux nell'80 e a Parigi nell'82, un cavaliere di lusso. Netto il suo percorso fino a questo istante, in sella, lo ripeto, a Moët Chandon La Belletière. Non cade nel tranello del verticale su muro numero 7. e 61 passa al comando della classifica. Percorso netto 59 e 61, questo è il nuovo tempo da battere.
confina al secondo posto lo svizzero Thomas Fuchs in sella a Diners Dollars Girl. Vediamo ancora quali sono gli italiani impegnati in questo premio Jaguar. Intanto vediamo la fase rallentata di uno scorcio del percorso del cavaliere francese. Pensierosa questa ragazza, si chiederà, come ci chiediamo noi, quali sono ancora gli italiani attesi. Intanto Stefano Carli, poi avremo Massimiliano Baroni. Sto sfogliando il programma per vedere quanti saranno ancora gli italiani in gara in questa categoria. Gianni Govoni con Fearless. Non ho notizie specifiche sul cavallo, ma posso solo dire che ieri si è classificato anche Molin con Orduna. Mi dicono che non parteciperà alla gara Molin. C'è una variazione intanto al programma, inserito con il numero di testiera 91 Albert Voorn su Optier Beurs Wembley per l'Olanda. Albert Voorn, 32enne, vive a Knexel. Nell'84 è stato finalista della Coppa del Mondo. Modello molto esile per questo Wembley che si sta districando. Un po' di fortuna su quell'ostacolo di fronte alla giuria, ha giocato anche quella necessaria per poter vincere. Ma credo che sia errore, infatti sono 4 le penalità, non so se era stato fatto in precedenza, sono 4 le penalità per Albert Voorn. Ed ora Stefano Carli in sella a Radius. A parte i risultati dell'equipe azzurra, ricordo 3 vittorie su 4 categorie disputate. Il pubblico numerosissimo è stato chiamato a Piazza di Siena anche da una giornata veramente splendida, primaverile. Dunque, fra gli elementi di solito invitati al concorso internazionale romano, in un primo tempo figurava la pioggia. Fortunatamente da un paio di stagioni a questa parte il maltempo ha declinato l'invito. Io credo che abbiamo sfatato un po' una tradizione, quella di Piazza di Siena pioggia. Ma infatti le avete provate tutte, avete cambiato date. Forse ce l'abbiamo fatta, no? Qualcuno mi ha chiesto se avevo un filo diretto col Paradiso, purtroppo non ce l'ho. Però in attesa di sapere il numero e il prefisso, occupiamoci del percorso di Stefano Carli, al termine del quale cederemo la linea allo studio per l'edizione quotidiana di Derby. Dopo riprenderemo la linea per seguire le fasi conclusive di questa categoria a tempo. Stefano Carli, padovano, nato nel 1943. Abbiamo ancora 3 minuti, ringrazio il presidente Lino Sordelli e Diego De Riu che ci hanno aiutato in questo commento. Fra l'altro giro la domanda a Diego, vorrei che riuscissi a portare qui Filippo Moyerson, che oggi è andato bene. Ecco, dimmi come ha reagito dopo questa vittoria, proprio sul filo dei punti, dei centesimi di secondo. Chiaramente era molto contento, ma ci credeva, credo, perché il cavallo aveva saltato molto bene anche ieri e Filippo era molto fiducioso prima del barrage, infatti è partito senza esitazioni sin dal numero 1.
è stato premiato, se lo meritava e a me fa molto piacere. Bene, molto sportivo da parte tua. Allora, se riesci a catturarlo, fagli raggiungere la nostra postazione, ancora grazie. Erano 8 le penalità per Stefano Carli e Radius. Ora in campo un cavaliere inglese, Peter Charles, in sella a Sniff. Un minuto e mezzo ancora a disposizione prima del break. Un errore nella categoria di velociano. Identikit per questo cavaliere che è nato il 18 gennaio del 1960